Bene, eccoci allo speciale. Arcangelo, sei in linea? Tu sei in linea perché sto cercando di fare, come dire, uno di quelli che chiama un colpo giornalistico, perché probabilmente riusciamo ad avere tra un po' in linea il professor Bruno, famoso professor Bruno, no? Infettivologo di fama internazionale, che fa parte anche della task force regionale. Cerchiamo di fare tutto attraverso i nostri potenti mezzi tecnici con il nostro regista per vedere se riusciamo, come dire, a contattarlo. Intanto do a te la linea e noi vediamo se riusciamo a farlo. Bene, andiamo subito a fare un primo bilancio di questa parte di giornata. Sapete che durante le ore poi del pomeriggio le notizie si accavallano, si susseguono, si inseguono. Al momento abbiamo, diciamo, la prima notizia tragica, la morte di una donna di 98 anni, uguale destino a quello della figlia di 67, entrambe erano di Corigliano Rossano. La figlia insegnante era morta 2 giorni fa nel reparto di rianimazione dell'Annunziata, la madre, positiva entrambe ovviamente al coronavirus, la madre è morta stamane nel centro Covid di Rogliano. Abbiamo una serie poi di sviluppi sul contagio, un contagio che ha provocato ieri altre 2 vittime. Uno è la madre del primo morto in Calabria, che è un dipendente del comune di Montebello Ionico, è morta ieri la madre che era ricoverata nel centro di pneumologia del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. In quell'ospedale è morto pure un anziano di una casa di cura di Melito Portosalvo, e quindi la sua morte, dovuta ovviamente al coronavirus, ha determinato una serie di controlli a tappeto in quella casa di cura. Sarebbe la terza purtroppo oggetto di invasione da parte, definiamo impropriamente così, da parte del virus. Sapete quello che è successo a Chiaravalle, sapete quello che è successo a Bocchigliero, in altre 2 case di riposo. Vediamo che sviluppi avranno queste vicende. Poi i contagi nei centri cosiddetti zona rossa, il centro più colpito in questo momento in Calabria, tra quelli definiti zona rossa dal presidente della regione Iole Santelli, e quel centro più colpito può certamente ritenersi San Lucido, una cittadina della riviera costiera cosentina, lungo il Tirreno, un posto un tempo famoso perché ospitava, diciamo, la borghesia cosentina d'estate, oggi purtroppo famoso perché ha avuto 3 deceduti, e i contagiati in quel centro sono saliti a 36, quindi un'epidemia in piena espansione. Non va meglio a Rogliano, altro centro, questa volta del Savuto, un centro nel quale ovviamente è stato blindato tutto, sempre per ordine della regione. È un centro in cui come dire, i contagiati crescono di ora in ora. Abbiamo notizia certa del contagio addirittura di 10 carabinieri, uno dei quali è ricoverato nel reparto anti-Covid dell'Annunziata, centro malattie infettive. Gli altri 9 sono posti in isolamento domiciliare. In quel centro tutta la giunta comunale, sindaco, vice sindaco, i primi 2 tra l'altro ricoverati nel centro malattie infettive dell'Annunziata, e il resto degli assessori sono stati colpiti dal coronavirus. In un centro poco distante, a Carpanzano, un altro sindaco, come già era stato a Montebello Ionico in provincia di Reggio, questa volta a Carpanzano in provincia di Cosenza, è risultato positivo al coronavirus. Insomma, il quadro è il quadro di una malattia in espansione, ancora un nuovo contagio, almeno fino al momento, ma purtroppo sono destinati a crescere entro la fine di questa giornata. Un nuovo contagio ufficiale anche a Corigliano Rossano, dove il marito del consigliere comunale, della consigliera comunale, che è già risultata positiva al coronavirus e si trova ricoverata al centro malattie infettive dell'Annunziata di Cosenza, è risultato a sua volta appunto affetto dal Covid-19, quindi è stato posto per il momento in isolamento domiciliare. A Corigliano Rossano, che è una città di 80.000 abitanti, ci sono ormai 270 persone poste in quarantena perché si sta cercando di circoscrivere il contagio. La vittima di stamattina, la 20ª vittima del Covid-19 in Calabria, era appunto tra l'altro di Corigliano Rossano. Insomma, la situazione difficile e in espansione. Il picco non è stato raggiunto in Italia, ma non è stato certamente raggiunto in Calabria, dove per esempio solo ieri ci sono stati più di 100 contagiati in un sol giorno. L'altro ieri ci sono stati addirittura 5 morti in una sola giornata. Quindi, come potete ben capire, l'epidemia si sta espandendo. Per esempio in 2 centri
della piana di Gioia Tauro il numero di contagiati è cresciuto, a Rosarno si è passati da 2 a 3, la stessa cosa è avvenuta a Taurianova. Rimangono stabili, almeno fino al momento, i contagiati invece a Locri, solo una persona, a Rizziconi, a Cittanova, a Cauloni, appunto, dove ci sono solo singoli casi. E rimane invece preoccupante la situazione al Crotonese, dove si registrano nuovi casi di positività e dove il centro maggiormente investito dal coronavirus può ritenersi certamente Cutro, che è un'altra delle città definite zona rossa per decreto, con ordinanza, insomma, dal Presidente della Regione. Un atteggiamento, diciamo, quello del Presidente della Regione, che può sembrare eccessivamente duro e che invece io ritengo sia necessario, perché insomma è opportuno chiudere le città dove vi sono dei focolai per evitare appunto che il virus si allarghi. D'altronde ci stiamo solo difendendo da questo virus, non lo stiamo attaccando perché non abbiamo i mezzi per farlo, ci stiamo difendendo, l'unico modo per difendersi è non incontrarlo, quindi rimanere assolutamente chiusi in casa. Ultima notazione, chiedono maggiori tamponi, chiedono tamponi i parenti delle persone che risultano contagiate dal coronavirus. Hanno ragione a pretendere questo tipo di intervento. Mi auguro che la politica delle aziende sanitarie provinciali sia quantomeno in questa direzione, e certamente deve essere più celere, cioè la tamponatura l'ho fatta subito proprio per capire qual è la filiera, no, del contagio e per circoscrivere le cose. Un esempio positivo di circoscrizione del contagio, di mantenimento della situazione, diciamo, di controllo, avviene da Santo Stefano di Rogliano, dove comune zona rossa, dove ci sono solo 5 contagiati, sono i 5 iniziali, perché sono tutti appartenenti alla stessa famiglia, 2 sono stati ricoverati in ospedale, gli altri posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, e quindi il contagio è stato per fortuna limitato. Una buona notizia: tutti i vigili del fuoco, pensate, 102 operatori del comando provinciale di Cosenza, che erano stati posti in quarantena perché un loro collega purtroppo è stato colpito dal coronavirus e si trova in rianimazione in questo momento all'ospedale Pugliese Giaccio di Catanzaro, sono usciti dalla quarantena, quindi tornano in servizio, non c'è pericolo per loro, insomma, quantomeno il pericolo per il momento è stato scampato. A te la linea, Attilio. Di avere collegato con noi dall'Istituto San Matteo di Pavia il professor Raffaele Bruno. Professore, buonasera. Buongiorno a voi. Professore, ci dia qualche buona notizia, che ci può dare per quanto riguarda la nostra e la sua regione, la Calabria? Allora, per quanto riguarda la mia situazione, in questo momento la situazione è che i contatti sono leggermente calati, nel senso che l'afflusso presso i soccorsi è leggermente diminuito. Per cui, insomma, è una giornata positiva da questo punto di vista. Per quanto riguarda la regione Calabria, mi seguo da lontano, ma con molta attenzione a quello che succede. Sono stato inserito nella forza regionale, sono sentito il dottore Sattelli. Sembra che le azioni siano giuste per cercare di trovare protezione. Ovviamente la Calabria, tutta la sud, per vantagggiarsi delle misure di contenimento. Quindi l'invito è cercare di stare a casa e di seguirla, perché questo potrebbe essere un grande vantaggio. Professore, secondo la sua esperienza, quanto finirà questo incubo? Questa è una bella domanda. È difficile rispondere, perché abbiamo il modello Cina che ci fa vedere che un contenimento assoluto potrebbe far finire il tutto per 3 mesi. È chiaro che però, almeno qui, non quello che succede in Calabria, ancora troppa gente in giro, e per cui secondo me c'è ancora poca responsabilità civile, e la chiusura totale sarebbe, secondo me, auspicabile per far sì che si accorci il tempo in generale. Lei fa parte del comitato scientifico voluto dalla Presidente Iole Santelli. Ecco, la Presidente ha messo in campo una serie di iniziative volte, come dire, quantomeno a limitare il contagio in alcune aree dove i focolai avevano
destato e destano preoccupazioni. È questa, secondo lei, la strada migliore da seguire? Assolutamente sì. Più siamo restrittivi e più evitiamo che il problema possa aumentare. Arcangelo? Sì, volevo chiedere al professore come ecco, potrebbe essere come dire, previsto uno scenario tipo quello cinese in Italia, perché bisognerebbe mobilitare l'esercito, perché poi in Cina che hanno fatto? Portavano da mangiare a casa alle persone che erano chiuse in casa. Questo scenario ancora non è stato preparato in Italia, professore, quindi io sono d'accordo con lei che vanno prese queste misure, però purtroppo non so se il nostro sistema è in grado di sopportare un'azione di questo tipo. Lei pensa che sia possibile attuare una strategia di questo tipo? Ma guardi, ci sono tutta una serie di cose che sono possibili fare, come per esempio ci sono le possibilità che le grandi catene consigliano a domicilio la spesa, però capisce bene che io vedo ancora, almeno qua, delle persone, mi riferisco a delle persone anziane che escono tutti i giorni a comprare delle piccole cose per tutti i giorni. Cioè uno dovrebbe uscire una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni. Cioè, capisco che è difficile fare una chiusura totale, ma capisco anche che bisogna limitare al minimo i contatti sociali. Professore, secondo lei noi possiamo temere quello che è accaduto in Lombardia, una cosa di questo tipo? Spero che questo non succeda mai, perché l'impatto sul sistema sanitario sarebbe talmente devastante che sarebbe difficile gestire il tutto. Fino adesso si può gestire, torno a dire, dipende soltanto dai cittadini, che devono veramente avere un senso di responsabilità profonda per evitare quello che è successo qua. C'è stato un momento di responsabilità totale quando tanti nostri conterranei dal nord sono arrivati al sud e hanno portato l'infezione. Quello è stato l'elemento scatenante, secondo lei, professore? È stato uno degli elementi che ha ovviamente contribuito. L'infezione era già presente, ma questo ha contribuito a far circolare maggiormente il virus. Lei ogni tanto dà uno sguardo anche ai dati che arrivano puntualmente ogni sera dalla nostra regione. Noi siamo un po' preoccupati perché c'è un aumento costante. Lei come lo giudica questo aumento? Che lettura dà? La lettura è che è inevitabile, nel senso che il virus è iniziato a circolare, quindi considerate che si vedono non le misure attuali, ma quello che è successo 15-20 giorni fa. C'è un ritardo nell'interpretazione dei dati di 20 giorni e quindi possiamo capire quello che succederà tra 15 giorni per vedere se le misure più restrittive hanno dato i loro frutti. Leggevo oggi delle proiezioni e davano insomma alla Calabria rispetto alle altre regioni del nord 30 giorni di ritardo, è così? Più o meno sì. Arcangelo. Professore, volevo fare una domanda tecnica approfittando veramente delle sue conoscenze, della sua sapienza. Questo farmaco che stanno utilizzando, questo della Roche, che è stato sperimentato a Napoli, secondo lei potrebbe avere una sorta di forma di efficacia sui pazienti affetti da coronavirus? Ma guardi, allora, è anche veramente non corretto che si parli di questioni tecniche nei media. Detto questo, questo non è un farmaco miracoloso, questo è un farmaco che è autorizzato per un'altra malattia, si è visto poter essere attivo, dare un contributo. È chiaro che non è miracoloso, in alcuni casi, in alcuni setting particolari ha funzionato, ma non è questa la soluzione del problema. Il sistema sanitario calabrese, secondo lei, professore, lo conosce perché fa parte proprio di questo organismo che sovrintende a tutto, può reggere lo conosco non perché faccio parte di questo organismo, perché io sono cosentino doc, tutta la mia famiglia vive a Cosenza, vengo spesso a Cosenza, per cui lo conosco perfettamente. Il problema è che in questo momento il sistema sanitario si sta attrezzando per supportare un eventuale impatto e si stanno facendo tutti quelli che sono i passi necessari per supportare nel miglior dei modi il sistema sanitario calabrese. Bastano il numero dei posti letto in terapie intensive che sono state recuperate in questi ultimi giorni? Sono sufficienti secondo lei?
Questo non è possibile dirlo perché è difficile fare delle previsioni. L'importante è che sono stati aumentati e c'è la potenzialità di aumentarli ulteriormente. Però è chiaro, torno a dire, anche qui in Lombardia è stato difficile fare previsioni. In questo momento il pallino è parzialmente in mano alla responsabilità dei cittadini. Meno escono, meno contagi, meno persone vanno in ospedale e quindi in rianimazione. Ma è così facile infettarsi, professore? È molto facile. Quindi l'unico modo che abbiamo per proteggersi è quello di rimanere in casa. Bisogna stare a casa. Arcangelo. Professore, un'altra domanda tecnica, approfitto sempre io. Questi farmaci che hanno autorizzato in via sperimentale, per esempio questi antimalarici, che tipo di efficacia possono avere, secondo la sua esperienza? Ma è un farmaco, l'idrossiclorochina, che sembra funzionare bene come antivirale sul virus del corona. Detto questo, anche questo non è la risoluzione, sono tutta una serie di farmaci che stiamo cercando di usare per ottimizzare la terapia, che non è una terapia eziologica sfortunatamente, quindi stiamo cercando di vedere quelle che sono le combinazioni che possono garantire il miglior risultato. Per il vaccino ci vorrà tempo, professore, vero? Ma non solo ci vorrà purtroppo un po' di tempo, ma se fosse pronto anche domani mattina, non è facile preparare delle dosi per qualche miliardo di persone. Insomma. Quanto altro tempo secondo lei avremmo a che fare con questo mostro? Quanto tempo occorrerà? Torno a dire, dipende da noi. Dipende da noi. Meno contagi, meno ovviamente più velocemente si risolve, però dipende veramente da quanti contagi si riusciranno ad evitare. Il caldo che tra un po' si farà sentire dalle nostre parti può essere un alleato? È difficile dirlo, questo è stato detto, potrebbe esserlo, ma siamo di fronte a un nuovo virus che il nostro sistema immunitario non conosce. Normalmente noi conosciamo 4 tipi di coronavirus che sono i comuni virus del comune raffreddore. E come sappiamo tutti, d'estate il raffreddore non c'è, però questo il nostro sistema immunitario si è abituato in tantissimi anni, migliaia di anni a supportare e a combattere dei virus come questo. Questo per noi è veramente un nuovo virus per il nostro organismo, quindi bisogna capire se il caldo sarà un alleato o no e questo lo sperimenteremo tra qualche tempo. Professore, sappiamo lei è molto impegnato, intanto la ringraziamo veramente per essere stato con noi, per averci dato il piacere e l'onore di poter sentire alcuni passaggi necessari e importanti per la lotta al coronavirus. Per la mia terra sono sempre disponibile in qualsiasi momento. Grazie professore. Vuole lanciare un appello ai calabresi che in questo momento la stanno ascoltando? L'appello è di stare a casa, perché se state a casa possiamo proteggere la nostra terra e possiamo evitare che persone si infettino e quindi vadano in ospedale e rintasino l'ospedale e le rianimazioni. Vi prego, state a casa. Grazie professore, buon lavoro. Arrivederci, grazie a voi. Arcangelo. Mi sembra una testimonianza importante. La cosa fondamentale, sintetizzando, è che i farmaci sono, come dire, sono in via sperimentale, che non bisogna fare affidamento sul vaccino, perché anche se fosse fatto domani, per prepararne 1 miliardo di dosi ci vorrebbero mesi. La cosa unica, utile contro il coronavirus in questo momento, perché ci possiamo solo difendere, non possiamo attaccarlo, e restare a casa. L'ha detto il professore Bruno, che è uno scienziato, è l'uomo che ha curato il paziente 1, quindi dobbiamo assolutamente mantenere questo stato. La preoccupazione è la preoccupazione di tutti, cioè qui non c'è solo una pandemia sanitaria, ma presto, anzi secondo me è già scoppiata, c'è una pandemia economica, quindi ci saranno conseguenze gravissime, non tanto e non solo per le grandi aziende, le grandi distribuzioni, eccetera, ma soprattutto per i singoli cittadini che io credo da questa seconda settimana in avanti non sapranno come fare, cioè davvero come fare la spesa, eccetera. È apprezzabile quello che si sta facendo da parte delle Caritas, insomma delle diocesi. Ma non basta, chiaramente non basta. Ma non basta. Chiaramente non basta. Ci dobbiamo fermare forse pochi secondi per la pubblicità, poi torneremo e parleremo delle mascherine, come utilizzarle, quali funzionano, quali non funzionano. Rimanete con noi.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, siamo tornati in onda. Arcangelo, abbiamo anche il collegamento alla dottoressa Mailou Vulnera che ci racconterà quali sono i dispositivi di sicurezza. Lei è un ex responsabile del Dipartimento Farmaceutico dell'ASP di Cosenza. Grazie dottoressa per aver accettato il nostro invito. Mi sente? Io non riesco ad avere il ritorno in studio però, è un problema? Sì, deve essere un problema. Arcangelo, tu riesci a sentirmi? No, io ti sento bene, forte e chiaro, come direbbero nei film. Forte e chiaro, ti sento bene. Forte e chiaro. Io non sento la dottoressa Vulnera, il nostro Luca evidentemente dovrà intervenire in qualche modo. Beh, mi pare che il professore Bruno sia stato preciso e deciso e secco, Arcangelo, no? Ah sì, la cosa che più mi ha colpito intanto naturalmente come dire, la generosità con cui si è concesso a noi, a questa trasmissione, ma anche diciamo, l'amore che tradisce ogni tre parole verso la sua Calabria. Dice io torno sempre, lì c'è la mia famiglia, farò qualsiasi cosa per la mia terra. Insomma, questa è la bellezza, vedete? Questa gente che è riuscita, no, a diventare un'eccellenza da un'altra parte che noi immaginiamo sempre che possa essere vicina alla nostra terra. Perciò poi un po' mi spaventano, no, quelle forme in qualche maniera di razzismo al contrario che sviluppiamo quando diciamo ah, sono tornati dal nord e ci hanno infettato. Insomma, questa è una terra di emigranti. È chiaro che se uno resta senza lavoro, abbandonato in un'altra regione, non può che tornare a casa. Quindi anche queste cose cerchiamo di limitarlo, quest'odio che abbiamo poi contro noi stessi, perché andiamo contro noi stessi. I nostri figli sono questi, c'è il professore Bruno, ma ce ne sono davvero tanti altri, è pieno di eccellenze in tutti i settori, soprattutto di eccellenze che non hanno mai dimenticato la loro terra, e questo fa onore a loro, ma fa onore soprattutto alla nostra madre, alla nostra terra, che evidentemente è una madre benigna che resta sempre dentro di noi. Non so se abbiamo ripristinato il collegamento, no, ancora no, quindi stiamo per sistemarlo, ripristinarlo, anche perché poi abbiamo l'altra parte dedicata invece agli aspetti psicologici di questo dramma. Però Arcangelo, il professor Bruno ha detto, come dire, speranze a breve termine non ce ne sono, nel senso che la cosa sarà lunga e dobbiamo essere noi a proteggerci dal virus, attuando tutta una serie di accorgimenti che già conosciamo, quello cioè di rimanere a casa, evitare di uscire più volte, magari per fare la spesa, si può andare una volta alla settimana, e specie le persone che hanno un'età avanzata dovrebbero quasi centellinare le uscite settimanali. Sì, dice questo, dice pure insomma, che il metro, no? La statistica che abbiamo adesso, il livello di contagio con cui stiamo avendo a che fare oggi è un livello di contagio riferibile a 2 settimane fa. Quindi attenzione, gli errori che sono stati fatti 14 giorni fa li stiamo vedendo adesso. Bisognerà capire cosa è successo nei 14 giorni successivi. Quindi capiremo pure quanto questa strategia di contenimento, di distanziamento sociale, l'isolamento volontario, no? Questa autoquarantena che tutti ci siamo prima imposti, che poi ha imposto il governo, che tipo di risultato daranno. Quindi bisogna pensare bene a cosa si è fatto 2 settimane fa. Il caso di Rogliano, il caso di Santo Stefano di Rogliano, di San Lucido, di Montebello Ionico, di Cutro, cioè abbiamo una serie di esempi nella valutazione, alla diffusione del virus che vanno collegati cronologicamente, diciamo temporalmente, a 2 settimane addietro. Quindi ciascuno deve pensare cosa ha fatto 2 settimane fa. Poi speriamo che non ci siano ulteriori, come dire, coinvolgimenti, insomma altri contagi. Io purtroppo non sono ottimista, come tu sai parliamo con i virologi noi, e i virologi in questo momento non sono ottimisti, quindi almeno in Calabria purtroppo il numero dei contagiati salirà, siamo già sopra 500, quindi la situazione non è insomma molto molto allegra. Speriamo che possa rimanere in questo range, perché così il nostro sistema può reggere, poi spetta a tutti quanti noi, come dicevo prima, rispettare le disposizioni che ci hanno dato gli esperti. Del resto anche il professor Bruno, che è uno dei massimi esperti,
ma lo stesso qualche giorno fa, sempre dai nostri teleschermi, il professore Arnaldo Caruso aveva detto la stessa cosa. Mi raccomando, rimanete a casa, proteggetevi così e cercate di fermare l'avanzata del contagio, mettendo in campo quello che già sappiamo. Purtroppo alcune volte però si vede che no, un po' di traffico in più, un po' di gente in più in giro, e questo nuoce al sistema complessivo della protezione. Sì, non c'è dubbio, però vi sono poi, sai, o si prendono dei provvedimenti drastici e quindi si aiuta pure la gente, perché chi resta a casa comunque ha necessità di fare la spesa per mangiare, una volta a settimana, non è mai così, sono almeno due. C'è la necessità di rifornirsi se c'è di medicinali e quindi ci si sposta in farmacia. Gli anziani non possono essere abbandonati, quelli che non hanno parenti prossimi ad aiutarli sono costretti ad uscire. Abbiamo visto quello che è successo con le pensioni, perché qui poi tutti parliamo di massimi sistemi, poi la vita quotidiana è fatta di piccole cose. Se tu un anziano non lo aiuti e qui non gli porti la spesa a casa, non gli vai a prendere le medicine, non gli consenti di ricevere la pensione a casa, ma lo costringi a fare delle file negli uffici postali, tu questo anziano lo danneggi. Voglio dire, io sono molto preoccupato per la situazione degli anziani, sempre più dimenticati, isolati, lasciati nelle case di cura, eccetera. Le vittime, il maggior numero delle vittime abbiamo avuto in Calabria sono già 20, sono anziani, cioè sono persone che hanno superato i 65 anni, spesse volte, come stiamo vedendo, i contagiati sono, soprattutto dalla cognizione che abbiamo dagli ultimi 2 giorni di tamponi, sono tutte persone che vivono in case di cura. Quindi dobbiamo aiutarli gli anziani, ma non a parole, come dobbiamo aiutare tutta la gente a cui chiediamo di restare a casa, che non sono solo quelli che per loro fortuna ricevono uno stipendio al mese, ma sono poi tutti quelli che uno stipendio non ce l'hanno, che vivono attività proprie, che si arrangiano come possono. Questa gente va aiutata, perché dalla fine di questa settimana in avanti, ripeto, accanto alla pandemia di tipo sanitario, scoppierà una crisi terribile dal punto di vista sociale ed economico. Quindi pensiamo a questo. Guardate quello che sta succedendo nei supermercati in Sicilia. Hanno dovuto mettere la polizia e i carabinieri davanti ai supermercati per proteggerli, perché quando la gente non ha soldi poi e ha figli a casa, anziani a casa, come fa? Allora, sì, ma tutte le procedure in questa fase, Arcangelo, le procedure burocratiche, passa, scrivi all'INPS e poi arrivano, ci vogliono 3 mesi, ma non c'è tutto questo tempo, bisogna essere immediati, dare la possibilità alla gente, dargli i soldini pro manibus, perché così possono vivere, possono continuare ad andare avanti, ma si aspetti, fai la domandina, la burocrazia, poi passano 2 mesi, poi la vaglia la commissione, cioè in questo caso voglio dire, è una situazione eccezionale, allora deve essere in tutto situazione eccezionale, non puoi come dire, mettere in campo sempre le solite pastoie burocratiche per ottenere quello che in questo momento è di vitale importanza. Sì, bisognerebbe studiare un metodo che nessuno sta studiando, magari affidandosi ai singoli comuni, consentendo ai comuni di consegnare il denaro ai singoli nuclei familiari, alle singole persone. Cioè tutto questo non è stato pensato. Cioè che a noi il Premier Conte, rispettabilissimo, che stimiamo e sosteniamo, perché in questo momento qui non è una questione politica, è una questione, dobbiamo stare tutti insieme, aiutarci, ma pure anche per questo dare dei suggerimenti sensati. Cioè a tutto questo non si sta pensando, annunciamo 25 miliardi di interventi col decreto Italia, poi ne annunciamo degli altri ancora, ma questi soldi nelle tasche delle persone, dei singoli, non dei grandi gruppi aziendali, quelli sono un'altra cosa. Io parlo sempre delle singole persone. Ecco, quando arriveranno, come arriveranno? Nessuno ha pensato quale possa essere la strada, lo strumento, la via da seguire per distribuire questo denaro, perché altrimenti, ripeto, dalla fine di questa settimana in avanti avremo migliaia e migliaia di persone nella nostra regione, poi se guardiamo all'Italia saranno milioni che non sanno come fare. Se parliamo ancora di anziani come categoria a rischio, come i fatti ci stanno rivelando, e degli anziani dobbiamo avere rispetto, come dobbiamo avere rispetto dei bambini, perché gli anziani sono persone che hanno vissuto prima di noi e per noi, e quello che abbiamo lo dobbiamo anche a loro, e così noi non prevediamo degli strumenti per aiutarli. Che parliamo a fare di anziani, di sostegno agli anziani? Ma intere famiglie, dobbiamo capire come aiutarle immediatamente, perché tutte le sere si fanno proclami, anche una certa politica fa proclami, ho capito, ma non serve
serve a nulla, serve rispondere immediatamente a dei bisogni. I bisogni ci sono e allora a quel punto devi rispondere. Ma siamo riusciti a ripristinare il collegamento con la dottoressa Vulnera, magari forse col telefono, no? Così siamo riusciti a farlo. Pronto, mi sente? Sì, per telefono sì, la sento. Ecco. Buonasera di nuovo. Buonasera. Allora, parlavamo con lei, dovevamo parlare di mascherine. Ecco. Intanto è difficile reperirle, perché non è un'operazione semplicissima, ma quelle che vengono costruite artigianalmente sono in grado di proteggerci? Assolutamente no, direttore. Costituiscono, a mio avviso, e credo anche in maniera scientifica, unicamente una barriera. Apprezzo comunque l'utilizzo del cotone con lo strato interno di un elemento filtrante, quale potrebbe essere una compressa di gas semplice, ma dobbiamo benissimo razionalizzare che non sono sicuramente antivirus, ma sono una barriera, e mai come in questo momento ovviamente si può anche affermare che tutto va bene, anziché nulla. Hanno un lasso di tempo in cui è necessario poi sostituirle, cambiarle, quindi c'è bisogno di più mascherine? Beh, vanno sicuramente lavate, andrebbero anche sterilizzate. Pensi che le mascherine di cotone tantissimi anni fa venivano prodotte in ospedale ad uso e consumo degli operatori sanitari, ma chiaramente una volta utilizzate entro quel termine che prevedeva la procedura che vuole, medica, chirurgica o qualsiasi altra nell'ambito ospedaliero, esisteva un'autoclave, per cui poi si passava in autoclave. Chiaramente alle mascherine di questo tipo sono subentrate le mascherine medicali, le mascherine chirurgiche, quelle di cui oggi sentiamo tanto parlare, che io vorrei precisare non sono un dispositivo di protezione individuale, ma rientrano nella classe di dispositivi medici. È una cosa un po' diversa. Arcangelo. Sì, volevo chiederle questo. C'è un metodo, ho visto, che usano diciamo i militari, cioè c'è la possibilità di lavare, per così dire, rendere di nuovo utilizzabili le mascherine con una sorta di soluzione che ha il 70% alcol e il 30% acqua. È possibile fare questo? Quando lei parlava di sterilizzazione, si può, oltre alle sterilizzazioni, utilizzare questo tipo di soluzione, secondo lei? Guardi, la vedo dura perché l'alcol potrebbe avere una sua valenza, e cioè la possibilità di sciogliere praticamente la frazione lipidica che può stare intorno ad un virus. Ecco, mi faccio dire così. Diciamo che meglio sarebbe sterilizzare con la varechina altamente concentrata, con una soluzione di ipoclorito, il pezzo di stoffa costituito a mascherina. Ma quindi bisogna procurarsi quelle FP, come si chiamano? FPP1? No. Come? Allora, no, questa è un'altra storia. O quelle con le valvole. Se vuole io posso in maniera sintetica illustrarle quelle che sono le caratteristiche dell'una cosa, dell'altra e dell'altra ancora, tenendo conto che c'è una miriade praticamente di mascherine facciali. Ognuno ha un indirizzo ben preciso di utilizzo, e in ogni caso focalizziamoci, se lei è d'accordo, su quelle che vengono utilizzate in questo momento, quelle di cui si sente maggiormente parlare, cioè noi comuni mortali, insomma. Noi comuni mortali dovremmo adottare le mascherine chirurgiche. Le mascherine chirurgiche, che hanno una peculiarità, diciamo, sicuramente non sono antivirus, però ci riparano, nel senso che ci danno la possibilità di avere rispetto, tra virgolette, degli altri, frenando appunto e filtrando quelle che sono le nostre esternazioni vocali, cioè starnuti, tosse, colpi di tosse, eccetera. Io penso che se tutti avessimo potuto fare così, cioè ognuno nel rispetto dell'altro, indossando una mascherina, probabilmente in tempi non sospetti avremmo, qualche mese fa, diciamo così, avremmo potuto anche evitare questo scempio che io oggi ho sentito al suo telegiornale e che mi ha fatto cadere in uno strato di profonda tristezza e di amarezza. Quale si riferisce? Mi riferisco a tutti gli articoli che ha fatto, e principalmente
ad una cosa, me lo lasci dire perché lo sento proprio dentro. È un'esplosione di sentimento quella che ho adesso. Mi chiedo come mai un'azienda sanitaria non abbia preso in considerazione in primis all'indomani del 31 di gennaio 2020 a emergenza ratificata su Gazzetta Ufficiale la possibilità di tutelare pazienti che sono chiusi in RSA, in case di cura e quant'altro. Abbiamo aspettato finora. E mi chiedo anche un'altra cosa, direttore, con la desertificazione dei paesi che noi abbiamo e con un indice di popolazione basso, non avremmo potuto avviare anzitempo determinate operazioni e determinate azioni per evitare di usare, tra l'altro le devo dire, quella che è una mascherina FFP2, cioè la mascherina FFP2, un DP che svolge un'azione di difesa verso l'ambiente che ha creato il danno e non di prevenzione come la mascherina chirurgica normale. Ma quelle con la valvola funzionano, sono buone da utilizzare, quelle che vedo molta gente in giro che ha queste mascherine con la valvola. La mascherina con la valvola è una mascherina che ha una caratteristica molto difficile, nel senso da interpretare, nel senso che ripara sicuramente al 92% da un'azione filtrante e quindi ripara dal virus, ma nello stesso tempo deve assicurare una traspirazione di un certo modo, per cui l'operatore che indossa la mascherina con la valvola emette aria e non sappiamo quell'aria come è composta. Ma noi mascherine e guanti possiamo, come dire, muoverci per fare quello che lo stretto necessario, cioè andare al supermercato, andare a comprare i giornali, non so. Certamente sì, con le chirurgiche, mantenendo comunque quei parametri di sicurezza che sono stati stabiliti nell'ordine di 1 metro. Arcangelo. No, volevo chiederle ancora una cosa, sempre nell'interesse dei nostri telespettatori, oltre che il nostro personale. Quindi quando lei dice si potrebbero sterilizzare queste mascherine, sa perché? Ieri mi è capitato proprio di vedere uno degli operatori esposti, una persona che conosco, che fa il cassiere in un supermercato e cercava una mascherina, non l'ha trovata, ne aveva una di modello chirurgico, quella semplicissima, ed era disperato e diceva vorrei lavarla. Ecco, io vorrei capire bene che si intende per sterilizzazione, cioè cosa deve fare uno che ha una mascherina, non ne trova un altro perché è difficile trovarle, come può lavarla, cioè sterilizzarla come dice lei, ce lo ripete così lo impariamo un po' tutti. Assolutamente la mascherina chirurgica o medicale non va sterilizzata, non va lavata, può essere usata fino a 5-6 ore a secondo del grado di umidità che raccoglie sul tessuto, è buttata, va gettata. Non c'è modo di trovare una soluzione, queste vanno buttate, no. queste Io mascherine, mi riferivo, forse il contatto non ci consente bene di sentirci, mi riferivo alla sterilizzazione per le mascherine di cotone, queste fai da te, ecco, queste che stanno facendo possono essere sterilizzate in soluzione di queste qui, guardi queste qui. Non le vedo, non me le fa vedere. Riesce a vederle, no? Ma mi dica di che cosa si tratta? È una mascherina tipo chirurgica, insomma. Questa è la chirurgica, questa è la chirurgica, ma non la deve prendere dal direttore, la deve prendere dagli elastici, perché altrimenti la contamina e i tessuti filtranti potrebbero farle passare qualcosa. Quindi ogni 4-5 ore va buttata? Va buttata, le mascherine monouso ho capito, ma così dove le vai a prendere? E dove le vai a prendere una montagna di mascherine che ti servono quello è il problema. Il problema sta anche in una, diciamo, organizzazione che è venuta un po' meno quando ci sarebbe dovuta essere, che sta recuperando oggi, chiaramente per gli sforzi che sta facendo il nostro Presidente, per gli sforzi che sta facendo la Task Force, per gli sforzi che stanno facendo le persone che sono lì deputate e preposte a questo tipo di attività.
Quindi, dottoressa, chiedo scusa ancora, sempre per manifestare la mia ignoranza e il desiderio di capire a nome di tutti. Quindi, quando abbiamo questa mascherina benedetta, sono quelle che usiamo un po' tutti, a tiro diceva noi comuni mortali, una volta l'abbiamo usata per 5 ore, questa mascherina non è più utilizzabile, No, quindi dobbiamo no, trovarne no, un'altra. Bisognerebbe trovare una mascherina esatto, al giorno, in sostanza. sì, E esattamente. dove la trovi una mascherina al giorno? Non la troviamo più in Non quelle è possibile, dimensioni. una Noi mascherina al abbiamo giorno, saputo, io non riesco abbiamo a trovarla la saputo mascherina giorni al fa giorno. dei quantitativi minimi che sono stati consegnati alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere, non solo di mascherine chirurgiche ma anche di PI. Devo dire che la cosa più offensiva è averne consegnato 2 medici di base, non tenendo conto che probabilmente la prima azione che doveva essere fatta, non tanto, ma io parlo sempre di quello che è stato un recente passato, voglio riferirmi ad un recente passato, tenendo conto del fatto che l'ospedale, a cui abbiamo dato tantissima attenzione, è il risultato dell'avvicinamento delle acuzie, mentre l'attività sul territorio avrebbe potuto procurare anche la diminuzione di questi ingressi o comunque un limite agli ingressi per le acuzie. Questo come? Già i medici di base sarebbero dovuti essere tutelati al massimo. Quello che c'è negli studi, io lo so, li ho frequentati, li frequento magari adesso come paziente direttamente, sono praticamente dei potenziali focolai, e tutti i giorni si ripete la storia. Quindi 2 mascherine consegnate ai medici di base non solo sono un'offesa per il medico di base, ma costituiscono il grave pericolo per noi tutti. Costituiscono elemento di diffusione per noi tutti, perché è chiaro, se il medico non c'ha la mascherina, magari è capace che potrebbe indossare anche quella del giorno prima e il giorno dopo. È veramente una situazione terribile. Io spero che intanto tutta la cittadinanza, tutta la provincia, tutta la regione, tutta la nazione possa effettivamente autorestringersi ancora di più, condizionare la propria vita veramente alle mura domestiche senza oltrepassare una soglia, ecco, una tantum per quel bisogno di spesa necessario, e speriamo non per altri. Perché altrimenti la vedo dura, ma la vedo dura nel senso che sarà lunghissima, la vedo dura come l'impossibilità di poter accedere con sicurezza alle nostre strutture. Penso un po', una mia amica tempo fa, circa un mese fa, mi diceva: il momento che il virus arriverà in Calabria, spero, se mi ammalo, spero di essere tra le prime 100 in modo da avere la sicurezza di poter essere ben curata. Si immagini a che punto arriviamo. Dottoressa, no, volevo dire una cosa però, io questo a beneficio pure della verità e soprattutto di tutto quello che le persone normali ogni giorno affrontano. Io ho visto, tra l'altro la finanza è opportunamente intervenuta, ho visto vendere mascherine a 15 euro l'una, Sì, non le ho so se mi viste spiego, anch'io, dottore Badolato. e giustamente dice, ed è logico e la ringraziamo per averci detto queste cose oggi, dice che bisognerebbe cambiarne una al giorno almeno, ma noi qui troviamo gente che specula sulla vendita delle mascherine, Che è una parlo vergogna anche di anche iscritti questo. a ordini professionali che hanno venduto 15 euro una mascherina, è un fatto molto grave questo, ci impedisce, se anche volessimo, di poterci proteggere, quindi non solo non si trovano, quelle che si trovano vengono spesso vendute, per carità non da tutti, Ma abbiamo il massimo rispetto per tutti, ma la finanza, sono atti pubblici, ha accertato che sono state vendute anche a 15 euro ciascuna. Lei capisce che è impossibile così per tutti, cioè uno è un Ma miliardario, anzi un appunto, milionario con l'euro, se no è impossibile appunto le rifornirsi di dicevo che mascherine. di questo materiale ce ne saremmo dovuti occupare molto tempo prima, all'indomani della dichiarazione dello stato di emergenza. Cioè lo dico, i nostri stadi dovevano essere pieni di questo materiale, pieni per fronteggiare la quotidianità in maniera più o meno tranquilla, aspettando l'evoluzione delle cose senza avere il timore della tragedia. E certo, ieri abbiamo anche visto letto il commento che ha fatto il commissario Arcuri. A livello nazionale, a livello governativo, riescono a trafugare migliaia di mascherine che sarebbero dovute venire a beneficio
della periferia e della Lombardia mi dica un po' se qua o lì o da un'altra parte non pensano a prendere chissà da dove mascherine e a venderle a 15 euro l'una. Però io dico questo, io credo che le mascherine, quelle che vengono, che sono in commercio, anche quelle che autoproducono una serie di aziende, se sono ben strutturate, se sono rispondenti a quelle che sono come dire, le esigenze della situazione che stiamo vivendo, secondo me vanno bene, nel senso che si può indossare, si può svolgere quelle piccole funzioni che siamo chiamati in questa fase a svolgere, cioè andare al supermercato, insomma un paio di guanti, una mascherina fatta anche in quel modo di stoffa, con qualcosa dentro, del cotone, non lo so, cioè io ho letto delle cose che vanno in questa direzione. Ma gliel'ho detto prima, la barriera va benissima, va benissimo purché si rispetti il limite previsto di 1 metro, cioè la distanza Quella fisica. È l'importante è rimanere a distanza di sicurezza. Esattamente. Poi puoi andare esagero, dico, ma in alcune circostanze puoi andare anche senza mascherina purché rimani nella posizione, come dire, consigliata, quella della distanza di sicurezza, perché la distanza di sicurezza è già una garanzia. Ma appunto prima ho fatto una battuta, se tutti avessimo avuto la mascherina osservando la distanza di sicurezza al 1° febbraio, forse non saremmo arrivati in queste condizioni. Grazie dottoressa per essere stata con noi. Grazie. Credo che la cosa più importante, Arcangelo, sia quello di mantenere le distanze di sicurezza, perché attraverso le distanze di sicurezza puoi proteggerti da questo punto di vista. Ci fermiamo un attimo perché poi introduciamo la psicologa. Arcangelo, solo un minuto, solo 30 secondi di pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, dovremmo essere collegati con la dottoressa Michela Loiacono, che è una psicologa. Mi sente? Sì, ecco, la sentiamo anche Buon pomeriggio. noi. Buon pomeriggio. Arcangelo, è anche una questione psicologica reggere il peso di questa emergenza continua, no? Sì, dottoressa, io da giorni sto pensando a quanto l'angoscia, no, in qualche maniera si impossessi quotidianamente di noi, a questa angoscia poi segua pure una fase lentamente depressiva, perché più giorni passano, più si perdono le vecchie abitudini, ci si confronta con questo nuovo stato di cose, si rimane chiusi a casa, per chi deve lavorare è ancora peggio, perché deve uscire da casa in cui comunque si sente in qualche maniera protetto per affrontare il mondo esterno, quindi c'è un rapporto difficile anche con il mondo esterno e poi c'è accanto a questa leggera depressione una causa secondo me scatenante di altri fenomeni possibili in futuro, cioè la causa principale, diciamo, che è la mancanza di liquidità, la mancanza di disponibilità economica. Ecco, che quadro ci dà lei di questa situazione? Allora, ha perfettamente ragione, gli aspetti psicologici non devono essere assolutamente sottovalutati e riguardano sia la popolazione generale sia le categorie dei soggetti cosiddetti più fragili, quindi i pazienti, penso per esempio in primis ai nostri pazienti oncologici, ma anche alle persone che sono fragili da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale. Sicuramente ci sono degli aspetti psicologici che possono essere presi in considerazione adesso, già per affrontare nel miglior modo possibile questa situazione di emergenza, ma soprattutto il lavoro maggiore sarà dopo, perché effettivamente bisognerà fronteggiare, dal mio punto di vista, l'emergere di veri e propri disturbi, di vere e proprie condizioni psicopatologiche legate allo stress subito. Basti pensare, le faccio un esempio di una categoria diagnostica che è il disturbo post-traumatico da stress,
la cui insorgenza può verificarsi anche dopo 6 mesi dalla risoluzione dell'evento stressante. Sicuramente dobbiamo tenere presente alcuni elementi per fronteggiare attualmente la situazione di isolamento, la situazione di quarantena, la condizione in cui siamo costretti a vivere. Allora, io volevo dare alcune informazioni alle persone che ci seguono, perché già essere informati su ciò che dal punto di vista psicologico ci sta accadendo ci può proteggere dall'insorgenza appunto di condizioni che denominiamo già disturbi, quindi da condizioni che poi devono essere trattate. Allora, distinguiamo prima di tutto tra quella che definiamo una preoccupazione e quello che invece è il panico o la paura. Allora, essere preoccupati va benissimo ed è una condizione anzi funzionale in quanto ci aiuta per prevenire un problema e quindi ci aiuta ad utilizzare razionalmente le nostre risorse, comprese le regole che ci sono impartite dalle istituzioni, che devono essere rigorosamente rispettate. Andare nel panico invece procura sia reazioni incontrollate, perché prevale una parte del nostro cervello che è il sistema limbico, che è una parte primitiva, e quindi possiamo dare luogo a reazioni che denominiamo tecnicamente di attacco e fuga, le quali però ci mettono più a rischio che altro, le quali determinano una serie di reazioni anche psicofisiologiche che possono essere confuse con i sintomi legati alla patologia da coronavirus. Pensiamo alla dispnea, per esempio, quindi al fiato che ci manca, al respiro corto, che è un sintomo dell'ansia, ma che può essere confuso con quello che è il sintomo considerato principalmente indicativo appunto di una patologia da coronavirus. Può essere un attacco di panico quello, no? Può essere un attacco di sì, panico. Può essere uno dei sintomi però vivere in una questione, in un continuo stato ansiogeno, no? Dovuto anche al martellamento di notizie che introitiamo attraverso la televisione, la radio, i giornali, questo provoca nell'organismo uno stato d'allerta costante. Lo stato d'allerta costante fa scattare i meccanismi di protezione della nostra psiche e questo può provocare delle risposte di natura proprio, come dire, sono sintomi transitori, come li vogliamo chiamare? Transitori non è detto, è questo che le stavo dicendo poc'anzi, non è detto che poi questa condizione si risolva, ma può essere pure che sia un disturbo che la persona poi si porta avanti nel tempo e che necessita anche di terapia psicofarmacologica, di psicoterapia e quant'altro. Allora, c'è da dire anche che questo tipo di condizione, l'allerta continua del nostro organismo, oltre a produrre questi sintomi psicosomatici che, ripeto, possono essere confusi con i sintomi della malattia, produce anche una condizione di allerta nella quale vengono secrete sostanze come l'adrenalina, la noradrenalina e il cortisolo che diminuiscono le nostre capacità immunitarie. Quindi dobbiamo assolutamente evitare di incorrere in questa condizione di stress, quindi uno stress disfunzionale, per evitare di avere anche ripercussioni negative sulla nostra capacità di difendersi, che già è messa a dura prova da questo virus che, come abbiamo sentito, è sconosciuto. Allora, mi riallaccio anche al discorso che diceva prima a proposito delle informazioni. I consigli che voglio dare: scegliamo 2 momenti informativi durante la giornata, solo 2, quindi non ci esponiamo ai continui stimoli che provengono anche da fonti non autorevoli. Scegliamo il canale da cui ricevere informazioni, ripeto, solo 2 volte al giorno, per non essere disorientati e quindi per non avere una condizione di ulteriore allarme. Io voglio dire anche, cerchiamo di mantenerci il più possibile in contatto con le persone, ma attraverso i canali messi a disposizione dalla nostra tecnologia. È utile per condividere le proprie emozioni, ma, ripeto, dalle nostre case. Svolgere un'attività fisica leggera o moderata, anche questo ci aiuterà non solo a mantenere il tono muscolare,
ma anche a produrre endorfine, che sono delle sostanze estremamente importanti per mantenere il nostro stato di serenità e di benessere psicologico. Dottoressa, scusi, proviamo a fare un attimo una metafora. In questo momento immaginiamo all'interno della nostra psiche che ci sia una sorta di centralinista, no? Che si trova a dover rispondere contemporaneamente a più telefoni. Questo manda in tilt il sistema, no? Quindi arrivano input da diverse, input esterni che poi vengono tradotti, vengono metabolizzati e tradotti alcune volte in maniera erronea, e questo provoca poi la risposta emotiva, diciamo, esagerata, che può arrivare anche all'attacco di panico, no? Cioè, esatto. provo ad per questo andare... che bisogna rimanere razionali e scegliere le informazioni da incamerare, mantenere quanto più possibile la nostra routine domestica, perché nei momenti di emergenza è importante avere delle ancore, avere quindi degli elementi a cui attaccarsi, che siano appunto la routine delle attività domestiche, ma anche le persone care a cui poter fare riferimento. Non ci esponiamo a troppi stimoli, perché il rischio è esattamente quello che lei ci sta dicendo. Ovviamente dobbiamo fare riferimento anche agli specialisti, quindi ai medici e a noi psicologi, proprio nel momento in cui sentiamo di non riuscire a mettere in atto tutte queste cose che abbiamo detto finora. Noi diamo la possibilità ai nostri pazienti, chiaramente abbiamo dovuto eliminare l'attività ambulatoriale, però i nostri pazienti possono contattarci tramite l'email e tramite i numeri di telefono che fanno riferimento al reparto, e io li invito a fare questo anche per la componente psicologica, così come questo vale per gli operatori sanitari, quindi per quanti in questo momento probabilmente non riescono nemmeno a pensare di avere una difficoltà psicologica, perché devono essere attivi per fronteggiare l'emergenza. Però non sottovalutate questo rischio, rivolgetevi a noi, chiedete la nostra consulenza, non tergiversate, perché appunto potrebbe verificarsi l'insorgenza di veri e propri disturbi, e lì sarebbe più difficile intervenire e più lunga la terapia da mettere in atto. Arcangelo. Sì, volevo chiederle anche questo. A lungo andare la situazione dunque può essere compromessa. Siccome abbiamo di fronte, dottoressa, probabilmente altre settimane di isolamento, questo appare ormai chiaro, non finirà il 3 aprile, la situazione non, come dire, migliora. Al sud siamo in ritardo rispetto all'esplosione del nord, quindi certamente l'epidemia tende ad espandersi a diciamo, in lungo tempo, in lungo periodo. E le reazioni di una persona sottoposta a questo tipo di stress, perché fatto bene lei a dire che bisogna abbeverarsi di informazioni solo 2 volte al giorno e su canali, diciamo, credibili, altrimenti si è sbandati, ma questo stato di isolamento, di angoscia collettiva, di anormalità, l'impossibilità pure di fare anche esercizio fisico, l'impossibilità di lavorare per alcuni, insomma, che cosa può determinare? Quale può essere la reazione di un soggetto che per lungo tempo, quindi per più settimane, è sottoposto ad una condizione di complessiva anormalità? Allora, guardi, in questo campo è possibile fare delle previsioni fino ad un certo punto, nel senso che l'interpretazione degli eventi da parte di ognuno di noi è determinata non solo dalle caratteristiche dell'evento stesso, ma anche dalle caratteristiche soggettive. Quindi ognuno di noi ha degli schemi cognitivi per interpretare quello che ci sta accadendo. Quindi ognuno di noi potenzialmente può reagire in maniera differente. Questo è determinato chiaramente da ciò che lei ha appena detto, per esempio da una condizione come l'insicurezza economica da condizioni come l'isolamento completo. Se ci sono delle persone sole che vivono da sole, per esempio, questo è sicuramente un aggravante, è sicuramente un elemento di ulteriore stress. Allora, su alcuni aspetti io né i miei colleghi possiamo intervenire, cioè gli aspetti economici devono essere trattati, come lei ha detto poc'anzi, a livello istituzionale, a livello governativo. Chiaramente questo può avere delle ripercussioni solo positive sugli aspetti psicologici.
Quello che io posso dire e continuo a dire, ecco, lei citava prima per esempio l'attività fisica, svolgiamola in casa, cerchiamo comunque di tenerci in allenamento, non usciamo per svolgere questa attività fisica, ci sono innumerevoli canali YouTube a cui fare riferimento, persone anche qualificate che stanno dando dei consigli su come svolgere questa attività. Per il resto, teniamoci in contatto, ve lo dicevo anche prima, non avendo paura di esprimere le nostre emozioni, anche quelle negative. Non arrabbiamoci né con le istituzioni né con le persone che ci sono vicine, perché questo può solo peggiorare la situazione. Ci possono essere reazioni incontrollate anche del gruppo, purtroppo c'è un funzionamento del gruppo che è un funzionamento ancora diverso da quello dei singoli individui e che ha in sé delle componenti emotive e primitive anche pericolose. Io spero appunto che le istituzioni risolvano il problema sociale ed economico prima che ciò possa verificarsi. Senta, volevo un attimo solo, poi la lascio continuare. Sì. Stimolo-risposta. Noi riceviamo questi stimoli che in questo particolare momento sono negativi. Se non riusciamo a come dire, decodificarli in input per quello che sono, insomma, per come vengono divulgati, per come li percepiamo, possono essere metabolizzati e creare energia negativa. Questa energia negativa può andarci a colpire un organo vitale, può crearci un problema di questa natura. Quindi questa energia che arriva dall'input va scaricata in qualche modo. Ora, attraverso quali passaggi può essere scaricata? Lei ha fatto bene a parlare dell'esercizio fisico, ma chi è nell'impossibilità di svolgere attività fisica deve, come dire, abbandonarsi a una sorta di training di autoconvincimento, no? Tramutare il negativo in una, diciamo, usiamo un termine forte, parziale negatività. Sì, allora guardi, quello che ha detto è sostanzialmente ciò che abbiamo detto finora. Ognuno ha i propri schemi di interpretazione, quindi lo stimolo può essere variamente interpretato da ognuno di noi. È ovvio che se l'interpretazione genera tensione, questa tensione va in qualche modo incanalata per evitare che diventi il disturbo di cui dicevamo prima. L'attività fisica può essere svolta anche in casa, l'esercizio fisico deve essere svolto anche in casa. Al di là di questo bisogna costruirsi degli interessi, attività costruttive, degli hobby da mantenere anche all'interno di casa. L'ascolto della musica, la lettura, attività manuali che ci aiutano a spostare l'attenzione dai contenuti emotivamente troppo coinvolgenti, come quelli che stiamo vivendo, su attività che possono essere soddisfacenti in quanto possiamo creare qualcosa di nuovo e di conseguenza sentirci anche più utili. La musica con la sua componente rilassante, esistono anche su YouTube una serie di musiche che hanno questa stessa funzione, cioè la funzione di rilassamento. Ovviamente a seconda anche delle capacità e delle risorse del singolo questo può avvenire. C'è anche la possibilità di praticare delle attività come appunto il rilassamento, la meditazione, lo yoga e via discorrendo, ma bisogna avere degli strumenti precedentemente acquisiti per poterlo realizzare adesso. Ma la musica va bene però, la musica svolge questa funzione? Assolutamente sì. Bisogna scegliere, allora si può scegliere o le musiche cosiddette del cuore, in ambito di musicoterapia vengono chiamate così le musiche che ci hanno accompagnato per esempio in periodi particolarmente intensi dal punto di vista emotivo durante il corso della nostra vita. Esistono poi delle musiche che sono riconosciute come diciamo rilassanti in maniera universale. Sicuramente tra queste c'è la musica di Mozart, una musica che è costruita secondo determinate caratteristiche, secondo determinate frequenze e che viene universalmente riconosciuta da tutte le ricerche come capace di attivare le nostre aree cerebrali che sono connesse, così come accade per l'attività fisica, con la produzione di sostanze utili, appunto come citavo prima, le endorfine,
e che quindi ci aiutano a mantenere questo stato di rilassamento. Senta, siamo proprio in chiusura, perché poi continueremo nei prossimi giorni a disturbarla, a chiedere il suo intervento. In questo periodo, quando siamo sottoposti sotto stress, come dire, bisogna premiarsi. Se a uno piace la cioccolata, si mangia la cioccolata. Se uno piace, che so, bere un sorso di vino, lo può fare. Insomma, deve in qualche modo premiarsi, deve bilanciare, deve compensare, no? le amarezze della quotidianità, o no? Con attenzione. No, è chiaro, con attenzione, però... Però ecco, allora guardi, anche qui possiamo seguire una regola, che è quella di un'eccezione al giorno. Bene, un'eccezione. È un periodo che abbiamo solo piccole concessioni, possiamo uscire una volta a settimana, possiamo fare quello una volta a settimana, possiamo concederci, che so io, un pezzo di cioccolata solo una volta. Altrimenti il rischio è quello poi di uscire da questa emergenza con delle ho estremizzato, insomma, ho estremizzato. Dottoressa, grazie per essere stata con noi. Arcangelo, tu hai qualche domanda o possiamo chiuderla? No, nessuna domanda. Grazie dottoressa per essere stata con noi. Buon Grazie. lavoro. Arcangelo, 2 notizie ti do. Intanto che sono in arrivo, pensa, secondo quanto apprende l'agenzia di stampa ANSA, in arrivo una ordinanza della protezione civile messa a punto insieme ai vari ministeri coinvolti per dare, questo è il passaggio importante, più risorse ai comuni per finanziare le iniziative di solidarietà alimentare. Proprio oggi il Banco Alimentare ha spiegato che sta registrando un forte aumento delle richieste a causa appunto dell'emergenza. Ora, se i comuni avranno più risorse, è chiaro che può essere fronteggiata almeno una parte del disagio sociale che c'è. Noi più volte abbiamo detto che ci sono intere famiglie che soffrono, che non possono nemmeno garantirsi da mangiare. Quindi a questa gente bisogna pensarci in questo momento. Non me ne frega niente, si mettono soldi da qualche parte, si tolgono da altri settori, ma è importante dare alle persone la possibilità di poter continuare a vivere, Arcangelo. Sì, non c'è dubbio, bisogna però anche con l'arrivo di queste nuove risorse dal punto di vista alimentare e non economico, perché questo mi sembra di capire, bisognerà poi trovare il modo di distribuirle queste risorse alimentari, cioè non è che organizziamo poi dei campetti dove arrivano centinaia di persone a prendere le cose perché violeremmo qualsiasi principio, cioè li rimettiamo tutti in piazza, bisogna organizzare la distribuzione di questo materiale, sarà un lavoro che dovranno fare i comuni, ma con l'aiuto ovviamente delle associazioni, dei volontari. Voglio darvi delle notizie non buone che arrivano naturalmente in merito al contagio. Abbiamo un primo contagiato a Montalto Fugo, che sarebbe uno dei carabinieri. Montalto Fugo è un centro dell'Alta Calabria, uno dei carabinieri positivo nella caserma di Rogliano, quindi che presta servizio a Rogliano, risiede a Montalto Fugo. Quindi il sindaco di Montalto Fugo sta per rendere noti, esattamente a Settimo di Montalto, per rendere note le misure che l'amministrazione pubblica prenderà. Sono positivi 6 pazienti che si trovano ricoverati invece nel centro Covid di Cetraro, quindi aumenta il numero dei contagiati. Si registra un altro contagiato, ce n'era già uno a Figline Vigliaturo, che è un paese del Savuto, quindi siamo diciamo in una delle zone come dire, più belle, insomma, della Calabria, famosa nel tempo perché forniva il vino agli imperatori romani, il comune con il maggior numero in questo momento tra quelli medio-piccoli e soprattutto tra quelli definiti zona rossa dal governatore, che è il numero maggiore di contagiati, è invece San Lucido. Voglio dare anche un dato che risulta dagli atti pubblici dell'azienda sanitaria provinciale. A Cosenza il numero di contagiati è in questo momento di 9, ve ne sono 4 che sono ricoverati e 5 in isolamento domiciliare, quindi anche nel capoluogo, diciamo, la Calabria settentrionale, il numero dei contagiati è cresciuto. Mi segnalano un aumento di contagi anche in provincia di Reggio Calabria. Quelli che conosciamo sono
i 3, da 2 a 3 a Rosarno, da 2 a 3 a Taurianova, il primo contagiato a Bovalino, il primo contagiato a Gioia Tauro. Quindi abbiamo sostanziale crescita dell'epidemia collegata al fatto che dobbiamo considerare quello che è accaduto 14 giorni fa, cioè questo è il risultato di quello che è accaduto negli ultimi 14 giorni. Speriamo che la situazione non peggiori. Abbiamo superato le 500 unità. Quanto a contagiati, noi vi invitiamo ovviamente a seguire tutte le indicazioni che il Ministero della Salute ha dato, di restare a casa il più possibile per chi deve lavorare, di proteggersi perché c'è chi deve lavorare, come facciamo noi, quindi siamo costretti ad uscire da casa e lo facciamo all'interesse di tutti, noi giornalisti, ma facciamo il meno perché poi sono molto più esposti i medici, sono molto più esposti gli infermieri, i poliziotti, i vigili del fuoco, però insomma la situazione è questa, quindi osservate bene le regole, non è finito nulla. Aggiungo questo che diceva tra l'altro ieri un professore d'università, Bruno Amantea, celebre anestesista, uno scienziato, diceva quando ci sarà l'ultimo contagiato bisogna stare attenti ancora per altri 15 giorni, quindi bisogna mantenere queste regole anche quando non avremo più contagiati. E d'altronde quello che sta succedendo a Wuhan in Cina, le immagini che arrivano dalla Cina non sono le immagini di una città piena di gente, assolutamente, ancora tutto lì è molto controllato. Questo mi sento di dirvi dopo avervi aggiornato con gli ultimi dati alle ore 16:20. Bene, grazie Arcangelo. C'è una nota di solidarietà che segnaliamo. Sono in arrivo anche 30 medici dall'Albania che andranno a Bergamo e lavoreranno insieme ai loro colleghi nella città più colpita in assoluto dal virus. È tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi, sperando di avervi offerto qualche elemento per capire meglio come ci si sta muovendo in Calabria per fronteggiare l'emergenza coronavirus. I dati li ha testé enunciati Arcangelo, l'appuntamento è a lunedì per lo speciale. A voi tutti un buon proseguimento di serata.